Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito innanzitutto. Sono Vincenzo Cordiano, sono presidente per il Veneto dell'Associazione Medici per l'Ambiente, conosciuta anche come ISDE o International Society of Doctors for Environment. È una ONLUS, quindi possono iscriversi tutti, non solo medici, e tutti quelli che condividono i nostri obiettivi, le nostre mission, come si dice nel nostro statuto, i regolamenti, eccetera. Noi siamo un'associazione partitica, però, come amiamo dire, non siamo neutrali, noi siamo sempre per chi si interessa della difesa dell'ambiente, ci interessiamo soprattutto delle ripercussioni dell'inquinamento atmosferico, dei danni non solo atmosferico, l'inquinamento chimico dell'ambiente, delle matrici ambientali, danni provocati soprattutto dalla specie umana. Io voglio aggiungere che il dottor Cordiano è forse la prima, comunque una delle prime persone che ha affrontato seriamente la questione dei PFAS, che tutti noi conosciamo, ma che sono stati trascurati per decenni. Questo era perché magari... Grazie Michele, ne parlerò perché, visto che mi hai detto che questa soprattutto l'audience, diciamo, sono dei ragazzi delle superiori, allora ho cercato di fare una presentazione un po' didattica con delle diapositive a volte complesse, spero di riuscire a farvele vedere tutte, altrimenti poi possono rimanere, posso anche fornire e parlare. Quindi quando si tratta di salute abbiamo dei punti di riferimento essenziali, soprattutto la Costituzione, che qualcuno adesso cerca di mettere in dubbio, ma soprattutto per quanto riguarda la salute è fondamentale l'articolo 32, che dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Quindi questa, io sono convinto che non è stato dato completa attuazione a questi dettami costituzionali, anzi rimane molto da fare, nonostante nel 1978 sia stata promulgata questa legge, la legge istitutiva dell'ex, dico io, Sistema Sanitario Nazionale, che avrebbe dovuto, diciamo, mettere in atto, implementare tutte quelle affermazioni di principio che avrebbero poi dovuto appunto promuovere, mantenere e recuperare la salute fisica e psichica della popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurano l'eguaglianza dei cittadini. Nella prima parte della mia relazione vi farò vedere, spero di convincervi, come queste affermazioni condivisibili siano praticamente rimaste in gran parte lettera morte. Ma quando parliamo di salute non dobbiamo intendere soltanto l'assenza di malattia o di problematiche che possono compromettere la nostra abilità, la nostra capacità di relazione produttiva, eccetera. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute va considerata come uno stato di completo benessere psichico, fisico, mentale e anche sociale, e a determinare questo stato di salute possono concorrere quelli che vengono chiamati determinanti della salute, che sono molteplici e si realizzano nel loro insieme un quadro complesso. E non parliamo di fattori, di cause, cioè che possono compromettere questo stato di salute, ma piuttosto di determinanti o di fattori, perché nella stragrande maggioranza dei casi delle malattie che affliggono le società occidentali, quelle più affluenti, sono le cosiddette malattie cronico-degenerative, intendiamo i tumori, il diabete, le malattie neurodegenerative, l'Alzheimer, il Parkinson, eccetera, le malattie cardiovascolari, e queste riconoscono molte cause. Fra i vari fattori spesso viene messo in evidenza l'importanza dei fattori, i cosiddetti stili di vita, dei fattori individuali che vedete qui nella parte centrale, la cui importanza relativa varia a seconda delle società in cui noi viviamo. Per esempio negli Stati Uniti si dà molta importanza agli stili di vita, che concorrerebbero a determinare lo stato di salute per il 50% secondo
stime o affermazioni ufficiali, però vediamo che invece noi in Europa diamo molto meno importanza a questi fattori di stile, gli stili di vita, che spesso, come vedremo, sono condizionati anche dall'ambiente, e questi fattori ambientali invece questo cerchio concentrico esterno è quello appunto il più importante e più complesso, perché prende in esame praticamente tutte le varie determinanti, soprattutto diciamo anche a partire dall'ambiente, quindi l'inquinamento dell'acqua, dei servizi igienici, l'ambiente di lavoro, ma poi anche l'importanza dei servizi di assistenza sanitaria, lo stato delle abitazioni, eccetera. Non si vede bene? È pazienza. Quindi tutti questi fattori, diciamo, l'importanza, abbiamo detto, sono varie a seconda appunto delle convinzioni dei ricercatori, degli interessi dei politici, dei decisori politici, eccetera. Quindi si tende a mettere più o meno al primi posti come importanza relativa appunto l'assetto genetico, l'inquinamento, l'ambiente geografico, politico, socio-economico e anche culturale in cui ogni individuo o la popolazione, la comunità è inserita. Ma questa discussione non è soltanto teorico-accademica, ma ha risvolti pratici, perché questo può influenzare appunto le strategie di prevenzione e le politiche sanitarie di una nazione intera. Vediamo la legge per quanto riguarda le attività di prevenzione, perché noi medici noi medici della nostra associazione siamo convinti, diciamo sempre, che la prevenzione delle malattie comincia al di fuori dei nostri ambulatori, ma comincia appunto nei campi, dove bisognerebbe assicurare degli alimenti sani, nutrienti, privi di sostanze tossiche. Aumenta appunto all'esterno, cioè questa prevenzione delle malattie richiede non soltanto l'azione dei medici, ma il concorso anche di altri operatori, dai coltivatori agli allevatori, eccetera. Quindi vedete, secondo appunto l'articolo 20 della legge istitutiva del sistema sanitario nazionale, dice che le URSS dovrebbero compiere attività di prevenzione che comprende l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità, di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili. Allora, questa per me è una delle tante affermazioni che rimangono lettera morta, perché per quanto riguarda i limiti inderogabili significa che non dovrebbero essere superati, dovrebbero essere rispettati. A partire dall'inquinamento atmosferico, per esempio, sappiamo che questi limiti vengono sistematicamente violati, superati, e senza che nessuno venga chiamato poi a rispondere. Esempio classico del Veneto, dove le città del Veneto, stando ai rapporti ufficiali delle ARPA o dei rapporti di Legambiente, che ogni anno pubblica un rapporto che si chiama Malaria, basato sui dati ufficiali, il capoluogo di provincia del Veneto, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, sono sistematicamente ai primi posti della classifica per quanto riguarda il superamento di questi limiti. Dopo 2 mesi abbiamo già superato il limite. Limiti che sono già di gran lunga superiori a quelli che noi medici consideriamo come abbastanza protettivi per la salute. Tant'è vero che appunto già i governatori dal 2030, quando dovrebbero entrare in vigore questi limiti più restrittivi proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, già tanti sindaci e governatori, soprattutto delle regioni del nord, si stanno già mettendo, come dire, in atto delle opere di rinvio per convincere appunto a rinviare l'entrata in vigore di questi limiti. E lo stesso succede per i PFAS, tanto per ricordare, perché dal gennaio di quest'anno è entrata in vigore una legge, una direttiva europea che limiterebbe a 100 nanogrammi per litro, poi vedremo cosa sono, di acqua potabile la somma di 24 PFAS. Il nostro governo ha pensato bene di derogare l'entrata in vigore di questi limiti da giù a luglio dell'anno prossimo. Questo perché è stata, diciamo, oggetto e si è fatta condizionare
dalle lobby industriali, e questo mandando in fumo praticamente l'azione di tutta una serie di movimenti ambientalisti, di associazioni a livello europeo che invece sembravano avessero ottenuto anche un buon successo per quanto riguarda la messa a bando di questi PFAS dagli usi cosiddetti non essenziali, e vedremo quali saranno. Quindi la legge poi prevede che le URSS dovrebbero dare comunicazione dei dati accertati, e questo viene sistematicamente negato. Per esempio, per quanto riguarda sempre il PFAS, il Veneto, la Regione Veneto ha negato per mesi la diffusione dei dati relativi alla presenza di PFAS nei campioni degli alimenti. Greenpeace e l'associazione Mamme Non PFAS hanno dovuto ricorrere al TAR per farsi consegnare questi dati, che sono stati consegnati in modo incompleto e inutilizzabile perché mancava la georeferenziazione, cioè mancava il punto dove erano stati fatti questi prelievi, così i cittadini non sanno dove sono stati prodotti questi elementi e quindi non possono mettere in atto delle opere di tutela della propria salute. Quindi andiamo avanti, vedete appunto, dicevo prima, come se è vero che l'età media, lo stato di salute di una popolazione può essere calcolato, stimato con vari parametri, e uno dei parametri appunto è quello della durata di vita media. Se consideriamo la vita media totale, vediamo che in Italia si dice sempre siamo al primo posto a livello mondiale, insomma, no? Cioè, siamo al secondo, terzo posto, a volte al primo, dipende da quali parametri si vanno considerati. E però c'è una grande differenza fra le varie regioni. Vedete, sicuramente si vive molto di più in Trentino Alto Adige, e poi via via c'è questo gradiente, come si chiama, nord-sud, dove la durata di vita media si abbassa notevolmente man mano che ci si sposta verso il sud, Calabria, e mi si dovrebbe appunto spiegare come mai un cittadino che nasce in Campania ha quasi 2 o 3 anni di vita, aspettativa di vita media, rispetto a uno che nasce in Trentino Alto Adige. Qui vedete un po' graficamente la somma di queste, cosa succede in Italia, ma vedete che poi anche nelle stesse regioni ci sono grosse differenze per quanto riguarda la vita media. Per esempio, un cittadino che nasce in provincia di Rovigo ha una speranza di vita molto più bassa rispetto a quello di un cittadino che nasce, non so, a Treviso o altrove. Ma il concetto che la durata di vita media, non soltanto la durata, ma la qualità di vita, quella che noi intendiamo è gli anni di vita trascorsi in buona salute, e che anche questi, cioè, significa praticamente come si invecchia molto meglio, anche sempre in Trentino Alto Adige, che a 65 anni hanno circa 18-20 anni di vita, ancora attesa di vita in buona salute, cioè senza essere afflitti da malattie che compromettono la probabilità, mentre questa durata di vita in buona salute a 65 anni si riduce drasticamente sempre al sud di 10, di circa 15 anni contro 19 e 20 appunto del Trentino Alto Adige o di altre regioni. Ma non è sempre stato così. Al nord è vero che oggi si vede molto meglio rispetto ad altre zone. Vedete qui questa tabella che sono rifatto a dati ufficiali, vedete come per esempio la sopravvivenza di vita media nel 1960 era superiore addirittura in provincia di Reggio Calabria, dove io sono nato, era superiore a quella di Bolzano, è superiore a quella della media italiana. Vedete che poi a partire va sempre, a un certo punto c'è l'inversione. Cosa abbia provocato questa inversione non lo sappiamo, o almeno ci sono tanti fattori. Vedete come appunto alla fine succede che in provincia di Calabria, ma poi anche nel sud, si vive praticamente molto meno rispetto alla provincia di Bolzano o all'Italia. Quindi non è sempre vero che il vetro mediterraneo, il buon sole, il mare, la varia possa fare meglio, far vivere di più e meglio.
Aspettative di vita media, ho fatto anche alcuni confronti sintetici prendendo quello che succede in alcune zone del mondo, del globo terracqueo, direbbe qualcuno, che sono dei paesi, diciamo, di cui si parla per vari motivi molto spesso qua in questo periodo. In Canada, per esempio, c'è un'aspettativa di vita 82-83 anni, minore a quella italiana e europea, però vedete stranamente che a USA e negli Stati Uniti la durata di vita media è addirittura inferiore a quella di Cuba. Cuba che sta per subire la stessa sorte, purtroppo temiamo, di quello che è successo a Gaza, dove in Palestina l'aspettativa di vita media è sopra 70 anni, prima di quello che sta succedendo, insomma l'aspettativa di vita era 75 anni circa, 75-76 anni. A partire dall'ottobre 23, dove c'è stata poi, quando si è scatenata la reazione di Israele ai fatti che succedono, la durata di vita media è precipitata, quasi dimezzata a 40 anni, poco più di 40 anni, a causa dell'elevato numero di vittime, soprattutto giovani e bambini. Si parla di 70-80 mila morti ufficiali, ma probabilmente saranno di più, alla malnutrizione e al collasso del sistema sanitario. Chiamatelo genocidio, chiamatelo sterminio, come volete, però questo è quello che succede, quello che è accaduto alla popolazione palestinese. E in Italia probabilmente il divario di cui si parlava prima è destinato ad aumentare, soprattutto con la cosiddetta autonomia differenziata. Questo vedete un grafico delle proiezioni fatte dallo Svimez, non si vede bene. Si vede poco, comunque quella che va giù è il mezzogiorno, quella che va giù è il nord. Cosa succede? Diciamo, il titolo è Variazione del riparto regionale delle risorse sanitarie, in pratica le spese sanitarie, che come previste per alcune regioni, per esempio al nord, in aumento, mentre nel mezzogiorno si prevede un drastico calo delle risorse sanitarie investite. Queste sono le proiezioni al 2080. Quindi questo perché? Perché c'è un vizio storico. Quando è stato fatto il sistema sanitario nazionale, praticamente si è attribuito una quota di spesa pro capite, però si è andata a vedere sul riparto storico, cioè su quanto spendeva storicamente ogni regione. Siccome dal nord al sud si andava sempre più gente, cioè da sud al nord si spostava gente per farsi curare e guarire, alla fine le regioni avrebbero dovuto compensare e quindi hanno tenuto conto della somma che ogni regione del nord o del mezzogiorno dovrebbe versare per questa mobilità sanitaria. Praticamente dovrebbe succedere l'inverso, bisognerebbe investire più risorse sanitarie dove la gente sta peggio e non dove già sta meglio, e queste saranno accentuate, queste differenze, con l'autonomia differenziata. Allora, per quanto riguarda le tematiche ambientali e della salute, noi ci rifacciamo sempre alla Costituzione, che dice che l'articolo 9, che è stato rivisto, no, poi negli anni scorsi, dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca, e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, ma tutela anche l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Quindi, secondo legge dello Stato, delle future generazioni se ne parla spesso, però alla fine nessuno se ne preoccupa più di tanto. Ne parliamo a vanvera, qualcuno dice che perché le future generazioni non esistono, non consumano, non votano e quindi non hanno rappresentanti politici che possano appunto difenderne gli interessi. Vedremo se anche questo articolo, soprattutto rifacendo la mia esperienza con le PFAS, se effettivamente che le istituzioni hanno tutelato tutte queste matrici, l'ambiente, la biodiversità, eccetera. Uno dei modi per valutare l'impatto dell'inquinamento ambientale è quello di fare degli studi. In Italia esiste uno studio, il cosiddetto studio Sentieri, fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, che è stato preso a modello in tutto il mondo. Sentieri significa studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti al rischio di inquinamento.
sono 46 siti a livello nazionale, uno di questi ce l'avete qui vicino, Porto Marghera, dove appunto c'è un eccesso di inquinamento per impianti industriali, discariche, impianti chimici, eccetera, eccetera. Coincidono con i SIN esattamente? Coincidono con i SIN esattamente? Coincidono con i SIN esattamente? Sì, sì, però i siti di interesse nazionale, perché poi ci sono anche i siti di interesse regionale. Sì, no, ma coincidono esattamente, non so se... Sì. Fra un po', 10 minuti ancora, pazienza un attimo. Allora, questo l'ultimo, e questo da partire dal 2006, Teresa vuole se sbaglio mi correggi. Allora, questo a partire dagli anni 2020, dal 2006 pubblica periodicamente questo rapporto. In pratica cosa dice? Che in questi 46 siti di interesse nazionale si rileva un eccesso di mortalità del 2,6% rispetto alla media nazionale, cosa che è stabile in ogni rapporto. Questo si traduce in un eccesso di 1500-1600 morti all'anno in più attorno a questi siti. Tra le patologie in eccesso si rivela un eccesso di tumori, soprattutto il tumore al polmone del 6% nei maschi e nelle femmine, un aumento del ricovero ospedaliero, un aumento dei ricoveri anche in età pediatrica, un eccesso di malformazioni congenite. Anche qui si rivela una diseguaglianza, perché anche parlando di siti contaminati, questo eccesso di patologie, di danni alla salute sono maggiori al sud rispetto al nord e si raccomanda l'urgenza di bonifiche che però finora non sono mai state fatte, mai portate a compimento, e questo nonostante appunto le leggi, la Costituzione, la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, Servizio Sanitario Nazionale prevede appunto che bisognerebbe mettere in atto tutti quei provvedimenti, implementare delle decisioni, eccetera, che dovrebbero ridurre queste differenze. Molti di queste sono privati, sono aziende private che hanno inquinato l'ambiente, e questo sempre senza rispetto della Costituzione italiana. Il tuo articolo 41 dice che sì, l'iniziativa economica privata è libera, siamo in uno Stato capitalista, quindi va difesa, c'è l'attività privata, eccetera. Però questo non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Vedremo sempre in dettaglio con il caso dei PFAS come anche questo articolo della Costituzione praticamente non è stato rispettato ed è rimasto lettera morta. Si parla adesso, mentre più all'argomento specifico della mia presentazione, il caso dei PFAS. Vedete, PFAS è una sigla che sta per sostanze poli e perfluoralchiliche. Sono delle molecole che non esistono in natura, create per caso la prima volta dall'uomo. Adesso pare che siano più di 10-12.000 e a noi ci interessa perché a Trisseno, nell'Alto Vicentino, c'era un'azienda, la Miteni, che Miteni sta per Mitsubishi ed Eni, era una joint venture tra l'Eni e questa multinazionale giapponese, che ha immesso per decenni senza alcun controllo nell'ambiente, scaricando in un torrente d'acqua il Poscola, ha immesso queste sostanze senza controllo appunto, e poi sostanze che nel corso degli anni sono defluite attraverso questo torrentello fino ad arrivare all'Onigo, dove nel 1981, sempre in provincia di Vicenza, dove era stata creata nel 1985 una centrale di potabilizzazione dell'acqua che forniva l'acqua potabile attraverso l'acquedotto a tutta una serie di comuni. Alla fine è stato scoperto che sono circa una sessantina, posti in 3 province del Veneto: Vicenza, Verona e Padova. Questi PFAS sono migliaia, sono, vedete, prodotti artificiali. Qui vedete in alto a sinistra le 2 molecole più importanti, PFOA e PFOS. PFOA sta per acido perfluorottanoico.
che sono entrambi a 8 atomi di carbonio, cioè sono una specie di trenino, potete considerare, ogni atomo di carbonio indicato con la C potrebbe essere considerato un piccolo vagone, faccio sempre questo paragone, che può trasportare tutto in natura, può ossigeno, idrogeno, cloro, eccetera, per fare tutta una serie di quello che ci serve per la nostra vita, eccetera. L'uomo è riuscito a far sostituire, ad attaccare insomma ognuno di questi vagoncini soltanto fluoro, eliminare tutto il resto, e per cui tutti gli atomi di carbonio sono stati come dire, collegati con atomi di fluoro, e questo rende una molecola, conferisce delle proprietà strabilianti. Non puoi ingrandire un po' la parte delle molecole, magari se questo è importante. No, se riesco. Allora, qua, ecco, vediamo qua. Questa è lo scheletro che vedete dentro, no? Sono 8 atomi di carbonio, però il numero può arrivare. Poi, se tu ci permetti, allegheremo direttamente alla slide, così non abbiamo solo il video, ma abbiamo una slide diretta. Grazie. Quindi c'è questo, qui vedete, normalmente potrebbe esserci irrigato ossigeno, l'ossidrile OH, oppure tutta una serie di altre molecole, rame, ferro, eccetera, cromo. Eliminando tutte queste sostanze, tutti questi altri elementi, si stabilisce un legame tra carbonio e fluoro. Per fare questo legame si richiede una notevolissima quantità di energia. È per questo che la natura, o il Padre Eterno, il Creatore, dipende da cosa uno crede, ha già scartato fin dall'inizio che questa molecola non poteva essere valida, non poteva essere sostenibile, ecosostenibile, come diciamo noi, no? Quindi questo richiede un'alta quantità di energia per formare queste molecole, ma richiede altrettante per scindere questo. Per distruggere queste molecole bisognerebbe riscaldarle, incenerirle fino ad arrivare a 1400 gradi centigradi. Nessun inceneritore al mondo finora riesce a raggiungere questa temperatura per almeno 2-3 secondi, il tempo necessario, nemmeno quello che volevano fare, qua sempre qua vicino, l'ENI, che grazie alla mobilitazione dei cittadini per ora pare che sia stato eliminato, non viene fatta. E ringraziamo anche il Patriarca, che si è messo anche lui quanto gradi misura a raggiungere questo sarebbe 1400. Circa 1300, 1400. Un inceneritore arriva a 900, 1000 con difficoltà. Ecco, quello in progetto non sarebbe arrivato a 1000 neanche. Ma non è sufficiente. Non è sufficiente, anche perché questa temperatura non è che viene raggiunta di colpo, cioè per raggiungere, poi quando scende, quando si spegne, e quindi per passare da 0 a 1400 si passa a vari gradi intermedi, e qui si possono formare dei composti praticamente sconosciuti che noi non sappiamo. L'unica cosa che può fare a 1400 gradi è scindere una molecola da 8 atomi di carbonio, per esempio farne 2 da 4, 1 da 2 da 6, 1 da 3 da 5, però sempre FAS rimangono, e quindi rimangono sempre, sono persistenti, eccetera. E queste molecole, dicevo, hanno delle proprietà strabilianti che hanno consentito l'utilizzo in tutta una miriade di prodotti che noi utilizziamo regolarmente. Vedete qui elencati, questo è un elenco parziale, soprattutto famoso il Teflon, che è il rivestimento delle padelle antiaderenti, oppure questi indumenti tessili, perché vengono utilizzati come impermeabilizzanti, soprattutto perché respingono l'olio, il grasso, lo sporco, l'acqua, eccetera. Nessun'altra molecola riesce adesso a respingere sia il grasso che l'acqua. Quindi sono tutti questi indumenti che facilitano la traspirazione, il Gore-Tex, oppure gli altri indumenti tecnici che noi utilizziamo per le nostre attività sportive, hanno uno strato interno fatto di Teflon. Però le migliori creme solari, detersive, eccetera. Il creme solare perché? Perché queste molecole appunto resistono ad altissime temperature, ce le spalmiamo quando andiamo ad abbronzarci e poi cedono, e queste molecole passano al nostro corpo. Tant'è vero, e vengono contenuti anche nei cosmetici, fondotinta, smalto per le unghie, sono quelli che ne contengono di più. Tant'è vero che in Francia dal 1 gennaio è stato utilizzato, è entrato in vigore il divieto di usare PFAS nei cosmetici. Lì non hanno fatto
Un'altra applicazione molto importante è quella dei contenitori per alimenti, appunto perché non assorbono il grasso, gli alimenti mantengono la loro qualità, la loro fragranza. Anche qui in diversi stati europei, ma anche nella California, stati americani, da anni vige il divieto di usare questi PFAS nei contenitori per alimenti, perché anche questi cedono alle patatine, alle popcorn, a tutto quello che viene contenuto in questi sacchetti. Scusa, anche la carta? Anche la carta oleanda, la carta da vegetali, da fruttivendolo, anche quella è impermeabilizzata? Sì, la carta del pane, quella del fruttivendolo non lo so, però la carta del pane sì, sicuramente. Potete fare una prova, mettete una goccia d'olio, ma anche d'acqua, su una superficie, se la prova della perla si chiama, esiste anche dei video su YouTube, se non viene distinta, cioè non viene assorbita, però la gocciolina rimane lì praticamente ferma per ore e ore, potete stare tranquilli che quella contiene PFAS. E per esempio ho fatto la prova, ho fatto un video l'estate scorsa quando ero in vacanza in Calabria, un sacchettino del pane che mi erano portato lì al ristorante, ci ho messo l'olio e quello lì è rimasto intonso praticamente. Diciamo. Poi invece l'ho fatto con l'acqua, questa viene stata subito assorbita. Quindi diciamo, i PFAS appunto sono ormai dappertutto. Questo è uno studio fatto da una serie di giornalisti indipendenti coordinati da Le Monde, a cui hanno partecipato anche italiani. Vedete che rifacendosi su base, sui dati ufficiali dell'equivalente delle ARPA nostre, hanno notato come in Europa ci siano 23.000 siti contaminati e praticamente altrettanti presunti. Quest'altro invece è una mappa interattiva fatta da un'organizzazione degli USA che dimostra come anche le specie selvatiche contaminate, facevamo prima, ormai è diffuso globalmente perché appunto sono indistruttibili questi. Quando arrivano al mare vanno a finire nei pesci, poi vedremo, e poi questi vengono consumati sulle nostre tavole. Possono essere trasportati a migliaia di chilometri di distanza dal luogo dove sono prodotti, non a caso sono stati trovati sull'Everest, al Polo Nord, al Polo Sud, nel sangue degli eschimesi, della popolazione Inuit delle isole Faroe, che sono distanti 2000 chilometri dalla Danimarca, a cui appartengono, hanno dei livelli altissimi perché queste popolazioni di Inuit, indigeni, insomma eschimesi, mangiano soprattutto pesce, quindi mangiano pesce soprattutto poi grossi mammiferi, balene, squali, eccetera, che questi tendono ad accumularsi nel corpo degli individui. Diciamo, sono PFAS molecole molto preoccupanti, persistono nell'ambiente, persistono nel nostro corpo e sono negli Stati Uniti chiamati anche forever chemicals, cioè inquinanti chimici eterni, perché non verranno mai distrutti, almeno che qualcuno non riesca a trovare un modo più semplice e economico per distruggerli. Quindi hanno scoperto la vita eterna in poche parole. Ecco, sì. E vedete, si accumulano anche nei tessuti umani. Uno studio fatto in Spagna nel 2013, vedete come soprattutto anche le molecole più corte, queste a 4 atomi di carbonio, che vengono indicate qua orizzontalmente, sono presenti nei tessuti umani e sono presenti soprattutto nei polmoni, qui l'altezza delle colonnine, no? Indica appunto a seconda del colore, i reni, il fegato, le ossa, i polmoni e il cervello. Sono questi gli organi maggiormente interessati dove si trovano in quantità altissime. E come sono molecole estranee al nostro corpo, non dovrebbero esserci né nel sangue né nell'ambiente, l'organismo cosa fa? Cerca di eliminarli come può, non ha sviluppato anticorpi, ma mette in gioco dei meccanismi ancestrali che vengono chiamati reazione infiammatoria, stress ossidativo, eccetera, presenti anche negli animali inferiori, per così dire, scusate il termine, ma anche nelle amebe, vuol dire, nei pesci. Quindi, però alla fine genera uno stato infiammatorio cronico generalizzato, anche se a bassa intensità e persistente, che può giustificare tutta una serie di danni alla salute che ormai sono riconosciuti come imputabili a questi PFAS. Questa è una diapositiva tratta dal sito europeo per l'ambiente. Vedete
tutta una serie di malattie. Fra le centinaia che sono state prese in esame nei vari studi, ce ne sono alcune per le quali l'associazione causale con il PFAS praticamente è certa. E qui vedete, forse non la vedete, ma sono indicate con una linea continua, e sono malattie della tiroide, aumento del colesterolo, malattie del fegato, cancro del rene e cancro dei testicoli dell'uomo. E poi c'è tutta un'altra serie di malattie diciamo, per le quali non esistono ancora dei dubbi, no? Cioè, a seconda degli studi, della popolazione, eccetera, qualcuno nota evidenze di aumenti, altri no. Ma quello che fa più preoccupante, sempre appunto parlando di generazioni future, sono quei danni che possono essere provocati al feto, al bambino in accrescimento. Questo perché queste molecole sono trasmesse liberamente attraverso la placenta dalla madre al feto, e per cui siccome queste molecole sono interferenti endocrine, cioè alcune sono cancerogene, altre sono interferenti endocrine, interferiscono con il buon funzionamento di quelle ghiandole che sono necessarie per lo sviluppo degli organi durante la gravidanza, soprattutto il cervello, gli ormoni tiroidei, non a caso a volte esisteva il cretinismo, cioè malattie causate da un alterato sviluppo del sistema cerebrale, ma quello che ha fatto più impressione è il fatto che ci sia un eccesso di nati prematuri nella zona rossa del Veneto, quella più contaminata. Studi fatti all'Università di Padova hanno dimostrato un eccesso del 50-60% di prematuri, di nati con bassissimo peso alla nascita, cioè con meno di 1 chilo alla nascita, quando la media dovrebbe essere di 2,5 kg. E un'altra cosa molto preoccupante è quella ridotta risposta ai vaccini, bambini nei quali c'è una riduzione della risposta immunitaria ai comuni vaccini, e questo non solo perché una minore protezione dalle infezioni, perché le stesse cellule che ci difendono dalle infezioni ci difendono anche dai tumori, e quindi questo può spiegare perché che ci sia un eccesso di tumori, come abbiamo visto, cancro del testicolo ma altri, nelle popolazioni esposte ai PFAS. Questo è il primo studio che noi abbiamo fatto, studio indipendente, di cui io mi ero fatto puntore, al quale ho partecipato. Che anno? E questo è stato nel 2018, era stato presentato, pubblicazione nel 2018, ma è stato pubblicato nel 2016. L'abbiamo presentato a Roma, nella sede dell'Enea, il 5 maggio del 2016, uno studio indipendente perché, per tornare a punto, l'abbiamo fatto studiando le cause di morte a partire dal 1980 fino al 2010. Abbiamo fatto questo studio perché la Regione Veneto nicchiava, non voleva fare degli studi, e noi avevamo chiesto i dati, questo per dire dell'amore di trasparenza, dati che dovevano essere dati pubblici, non ce l'hanno forniti, nonostante io avessi fatto intervenire il garante per la protezione del cittadino che aveva sede qui a Mestre. Questi sono rifiutati di darci dati, allora abbiamo fatto questo studio indipendente, abbiamo dimostrato per la prima volta che sempre a partire dal 1980 c'era un eccesso di oltre 1300 morti per malattie cardiovascolari, tumori, e per la prima volta al mondo abbiamo visto anche che c'era un eccesso di morti per malattie d'Alzheimer, Parkinson, morti degenerative. Allora si presero quasi in giro, però adesso viene confermato. Addirittura c'è, come vedremo nelle prossime diapositive, una correlazione con l'autismo di queste molecole a livello di tutti gli studi, perché appunto accumulandosi nel cervello riducono il quoziente intellettivo e possono alterare appunto il normale sviluppo cerebrale. In Italia si parlò a partire dal 2006, vi faccio vedere adesso perché tanti funzionari della Regione Veneto, governanti, politici eccetera, hanno sempre detto che prima del 2013 in Italia non si sapesse niente dei PFAS. Non è vero, assolutamente non è vero, perché noi sapevamo che c'era, grazie agli studi fatti in Europa, lo studio sulle acque per forza, lo studio sui cibi, c'era questa presenza di queste molecole. Questo è appunto uno studio per force pubblicato nel 2007 che valutava appunto la presenza di PFAS nei principali fiumi europei. Non vi sorprenderà dire che il Po era quello con maggiore concentrazione di
di vari PFAS di questi 4 di tutta Europa. Questo perché nel po' continua a sversare ancora legalmente probabilmente, anzi sicuramente perché visto che lo permettono, l'ultima multinazionale che è rimasta in Italia, che era la Solvay, adesso mi pare che si chiama Esisenco, una cosa del genere, ha cambiato nome. Quindi questo sversa Spinetta Marengo in provincia di Alessandria ancora quantità enormi di PFAS, molte di più di quelle che produceva la Miteni. Stanno facendolo ancora ad Alessandria. Questo è lo studio invece per food, fatto sempre dall'Europa, grazie all'Europa, che dimostrò come la contaminazione degli alimenti, addirittura gli alimenti prodotti in vicinanza dei cosiddetti hot spot, cioè punti caldi, come soprattutto le uova, i pesci e anche il latte, eccetera, contenessero le quantità enormi di PFAS, rispetto per esempio gli stessi alimenti ottenuti in zone di fondo. Questo è uno studio europeo fatto nel 2006, fatto appunto attorno a tutti questi hotspot, che sono le zone a rischio dove queste molecole vengono prodotte e utilizzate, oltre che negli impianti di produzione, ma vedete anche negli aeroporti, nei presidi, negli abbigliamenti, quartieri, industrie galvaniche, colle, vernici, ma poi soprattutto la causa principale proveniente di contaminazione degli alimenti è lo sconsiderato e criminale utilizzo che è stato fatto dei fanghi reflui dai depuratori civili e industriali, che sono stati sparsi sui territori praticamente anche agricoli, con la scusa che possano funzionare come ammendanti agricoli. Gli aeroporti perché? Gli aeroporti perché spesso vengono utilizzati come sedi di addestramento dei vigili del fuoco. E i vigili del fuoco venivano, appunto, le schiume antincendio sono quelle prodotte praticamente l'applicazione principe forse di queste molecole, perché abbiamo detto resistono a temperature altissime, e poi praticamente soprattutto quando si tratta di spegnere incendi del petrolio, idrocarburi eccetera, creano, praticamente impediscono al liquido di spargersi, quindi tolgono l'ossigeno proprio al fuoco, insomma, no? E se usassimo acqua invece probabilmente si soluziona cose. Quindi anche le candele. Allora venivano usati, ma vengono anche usati agli aeroporti come sede di addestramento dei vigili del fuoco. Spesso facevano proprio bruciare delle vecchie carcasse. Esistono sacchi. Scavavano delle enormi buche, buttavano dentro il petrolio, li incendiavano e poi queste schiume antincendio che si vedevano, che venivano poi sparse nell'ambiente, poi venivano lavate, e lì hanno contaminato le acque profonde, quindi acque potabili. L'esempio più clamoroso in Europa, probabilmente intorno all'aeroporto in Svezia, ma il guaio è soprattutto negli Stati Uniti, dove esistono, Stati Uniti e Canada, intorno alle basi civili e militari, queste molecole vengono utilizzate anche nelle armi, no? Quindi, eccetera. Hanno contaminato un numero enorme di distretti acquiferi negli Stati Uniti, tant'è vero che la precedente amministrazione Trump andò nel panico. Basta andare a vedersi, c'era un titolo del settimanale online che si chiama Politico, dove questi avevano cercato per anni di bloccare la diffusione del rapporto che metteva in evidenza come il Pentagono praticamente era il principale responsabile della contaminazione delle acque potabili, e lì avevano paura che si avviasse tutta una serie di class action a cui sono state condannate la DuPont e la 3M per miliardi. Quindi questo appunto è quello che riferiva, come io scoprì nel 2006 come c'erano appunto queste sostanze. Si parlava nel quotidiano, cioè nel supplemento settimanale della Salute della Repubblica di queste molecole. Si diceva appunto che il PFOA è cancerogeno, viene metabolizzato, si accumula nel fegato, non si elimina, ed è peggio praticamente del DDT, e non c'è altra soluzione che quella dell'utilizzo. Questo nel 2006. Questo è l'avvocato DuPont che scoprì tutte le magagne della DuPont, che pur sapendo per non l'avvocato DuPont, l'avvocato l'avvocato Robert Billot, che scoprì appunto le magagne, e
avviò tutta una serie di cause che alla fine costrinse la DuPont a pagare oltre $1,5 miliardi come risarcimento dei danni ambientali alla salute. Queste erano appunto le malattie che furono scoperte, abbiamo detto, nella popolazione contaminata. E allora io adesso parlo un po' del mio caso personale, che può essere anche come dire, d'esempio oppure di monito a chi volesse, soprattutto ai giovani che ci ascolteranno, che vedranno questo video, di cosa può succedere ad un ambientalista che si metta in testa di sfidare le istituzioni a favore della trasparenza e della giustizia, insomma, della difesa della salute. Questo era quello che dicevano nel 2013 i quotidiani del Veneto quando scoprirono che l'acqua era contaminata da PFAS. Vedete, l'acqua si può bere, si può bere a volte con il filtro, è contaminata, va bene. Allora io, non fidandomi di quello che dicevano, perché un po' conoscevo la storia, sono andato un po' a rivedermi, ho visto che già nel 2000, quando la 3M, una delle multinazionali, aveva deciso di sospendere, perché anche lei sapeva tutto, già temeva di poter pagare miliardi di dollari, era stato, diciamo, raggiunsero un accordo con l'EPA, insomma, l'Agenzia di Protezione Ambientale Americana, per eliminare questi PFAS. Allora il direttore dell'EPA mandò un'email a tutte le nazioni dove si producevano PFAS, tra cui ci sono alcuni qui, vedete, io l'ho cancellato, ma gente dell'Istituto Superiore di Sanità, di altre istituzioni che ricevettero questo avviso dicendo: guardate che noi qua in America stiamo per smettere la produzione di queste robe qua, vedete se è il caso di fare anche voi. E nessuno pare di risposto. Si sapeva già, sempre la 3M, quando aveva nel 2002 e nel 2004, finanziò degli studi per valutare la diffusione a livello ambientale di queste PFAS a livello del mondo. Questo è uno studio fatto sui mammiferi marini, sugli uccelli, che dimostrava addirittura animali spiaggiati nello stretto di Messina, ma poi dimostrava come campione di questi animali, appunto vedete che erano stati conservati nei frigoriferi, insomma, dei riciclatori, a partire dal 1991 c'erano concentrazioni molto più alte di questi mammiferi del Mediterraneo rispetto a quelle che c'erano per esempio nel mare del Nord. Addirittura vedete qui nello stagno di Capras, Laguna, che è una delle zone protette, dovrebbe essere protetta, già nel 1991 questi PFAS c'erano. Lo sapevamo, studi pubblicati nel 2002, quindi però nessuno fece nulla. Lo stesso studio fa sempre la 3M sul sangue degli esseri umani, è uno studio fatto a cui ha contribuito anche l'Università di Siena, 50 soggetti, questo studio pubblicato nel 2004, avevano trovato concentrazioni medie abbastanza alte di PFAS nel sangue di questi sensi, e quindi c'era anche un altro studio fatto sempre in Europa che dimostrava appunto le emissioni europee di PFOS e PFOA. Questo studio fatto dall'Istituto Superiore di Sanità che dimostrava, che aveva indagato assieme ad una gestore dell'acqua la presenza di PFAS negli acquedotti italiani, 8 acquedotti che sono rimasti anonimi, non si sapeva niente, studio pubblicato nel 2012 dal notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità, vedete le sedi, tra cui c'era anche qua in Venezia questo, però si furono scoperti PFAS, però nessuno disse niente. Studi fatti anche dall'Istituto Superiore di Sanità, presenza di PFAS nel sangue di vari cittadini italiani, si sapeva appunto nel 2008, nel 2010, ma anche quindi nessuno fece nulla. E questo appunto per smentire che le affermazioni fatte da altri funzionari di questa regione, secondo cui non si sapeva nulla. Ma l'ultimo, quello che mi ha fatto un po' scatenare un po', era che c'era nel 2012 il Ministero per l'Ambiente pubblicò questo decalogo, si chiama Decalogo sugli interferenti endocrini per il cittadino. Quindi nell'intento comunicativo si parlava appunto di PFOA e PFOS come presenza e come responsabili appunto di conseguenti dannosi per la salute, soprattutto a carico del fegato, della tiroide, anche della fertilità. Quindi noi come all'inizio un po' da solo, un po'
una specie di Don Chisciotte, poi riuscì a convincere anche alcuni miei colleghi, ci operammo per fare opera di controinformazione, chiedemmo che venissero fatte praticamente in Italia le stesse cose che erano state fatte negli Stati Uniti a favore della popolazione, cioè di fornire acqua sana, controllo degli alimenti, eccetera, eccetera. Però nessuno mi badava, e allora io pubblicai queste mie considerazioni sul mio blog personale, lo mandai a tutti i deputati, consiglieri regionali del Veneto, parlamentari europei, media dei carta stampata, manifesto compreso, altro consumo, eccetera. Nessuno mi rispose. Mi rispose però l'ULSS presso la quale lavoravo, che mi combinò la prima censura scritta, il primo provvedimento disciplinare, perché avevo danneggiato l'immagine dell'azienda, perché avevo usato mi firmavo quando uscivo in pubblico come dipendente di questa ULSS, come medico. Si interessò anche la Coldiretti, che mi mandò questa diffida, perché noi dicevamo che bisognava controllare gli alimenti, assieme a me anche ad altri del comitato che cominciavano a sorgere. E noi alla fine, dicevo, gli alimenti, questo è uno studio, il primo studio fatto dalla Regione Veneto, che si tenne nel cassetto sugli alimenti e che poi fu ottenuto dall'ex consigliere Zanoni, che fece un accesso agli atti. E vedete che si dimostrava già la presenza in concentrazioni altissime di PFAS, anche addirittura di 57,4 microgrammi per chilo. Oggi la dose di questo servirebbe, se uno mangiasse un ettaro di quel pesce pescato a Creazzo, basterebbe per un bambino per la dose di PFAS complessive per 18 settimane. Allora, e non contento sempre, perché io continuavo, non mi fermavo più, ricevetti quest'altro sempre un avviso. La Giunta regionale del Veneto preparò un bel dossier in carta patinata dove raccolsero tutti i miei interventi fatti in pubblico, blog personale, interviste, che poi fui intervistato da tutti praticamente. E allora mandò questo dossier all'Ordine dei Medici di Vicenza e al Presidente di ISDA nazionale, chiedendo che prendessero provvedimenti nei confronti, in quanto avevo diffuso mediante articoli pubblicati in via telematica e a mezzo stampa notizie idonee a sviare la corretta informazione alla popolazione sulle tematiche in oggetto, a generare nella stessa allarme e sfiducia nelle istituzioni e a screditare l'operato delle strutture della Regione del Veneto deputate alla cura della salute pubblica. Io non ho fatto carriera, però per mi interessava. Invece gli altri, quelli che firmavano, hanno fatto grande carriera, addirittura sono arrivati nei palazzi romani, altri eccetera, vari eccetera, però diciamo conquistato un bello striscione della popolazione eccetera. Non sono l'unico, sicuramente non vorrei, anche negli Stati Uniti questa è Linda Birnbaum, che ho conosciuto, che era a capo dell'equivalente dell'Istituto Superiore di Sanità americano, molto più grosso eccetera. Questo gli venne vietato sempre di andare in giro in pubblico a dire che i PFAS causano malattie nell'uomo. Adesso questo è il titolo che è venuto fuori, ora è libero di fermarlo perché è andato in pensione. Dopo essere andato in pensione ha cominciato a sperare tutto quello che sapeva, che non poteva dire perché appunto con minacce di licenziamento eccetera. Noi diciamo di essere terroristi, spesso ci accusano di essere terroristi, anche la Regione Veneto ci dice che siamo terroristi ambientali in una pubblicazione fatta in lingua internazionale, però io ho l'onore di avere illustri predecessori, tipo Luca Mercalli, che lui dice che l'ambientalismo deve terrorizzare, se non ci svegliamo adesso siamo davvero nei guai. Un'altra padre o madre nobile, a cui mi riferisco sempre, è Tina Merlin. Voi la conoscete, questa fu messa sotto processo per aver terrorizzato, per aver turbato l'ordine pubblico. Alla fine fu assolto, dire magari fosse riuscito a turbare l'ordine pubblico, magari fosse riuscito a terrorizzare le persone, perché probabilmente non sarebbero morti quelle migliaia. Allora, mi avvio quasi alla conclusione. Allora, i costi, abbiamo detto i costi sanitari, però l'inquinamento ha anche costi sociali, costi economici, e visto che siamo in Veneto si è molto attenta agli cosiddetti scale, potrebbe essere utile sapere cosa costa e cosa potremmo risparmiare se fossero implementate tutte le azioni volte veramente a tutelare l'ambiente e la salute. Questa è una stima ufficiale
dove dice che a causa del particolato atmosferico, quindi l'inquinamento atmosferico, in Italia, in Europa sono previste 240.000 morti premature, quindi prevenibili. I costi economici variano tra 550 e 1.900 euro circa a testa annui per ogni europeo. Bisogna combattere l'inquinamento atmosferico. Questo è un grafico, non so se lo vedete, appunto cosa è successo a partire dagli anni 2005-2006. Grazie alle misure messe in atto, il numero di morti in eccesso è sceso da circa 350-400.000 a 200.000. Quindi bisogna continuare, non vedete che adesso la curva quasi sta fermando e attendo, bisogna continuare. I danni da PFAS sono ancora molto di più. Questo è uno studio fatto da Chemsec, un'organizzazione non governativa svedese, che ha calcolato che i costi sociali globali causati da questi 12 sporcadozzina, come vengono chiamati, produttori di PFAS, ammonterebbero a 16 trilioni di euro all'anno, cioè 16 miliardi di miliardi, una cifra spaventosa, che nessuno mai potrà mettere assieme per poter bonificare l'ambiente. Ma qua, per parlare sempre delle esternalità negative, un chilo di PFAS rende a chi le produce 19 euro al chilo, sempre come questo. Però i costi, se si includessero i costi sociali, il prezzo esatto sarebbe di 1000 volte 19.000 euro al chilo. Lo stesso, si valuta che solo i PFAS, i costi sanitari in Europa, sarebbero di circa 40 miliardi di euro all'anno, solo per 4 di questi 10.000 PFAS. Il trattamento delle acque sole contaminate è una parte significativa del costo complessivo. Esternalità negativa che riguarda anche voi, perché se nella zona rossa si spendono per depurare l'acqua circa 3 milioni di euro all'anno, questi costi vengono ripartiti fra tutti i cittadini del Veneto. Quindi se andate a controllare il vostro bolletta, anche voi c'è chi non ha mai avuto a che fare. Se non interveniamo, dice sempre questo studio europeo, la contaminazione ci potrebbe costare entro il 2050 440 miliardi di euro. Gli interferenti endocrini, parlo di interferenti endocrini perché parlava prima della sterilizzare gli animali, però per sterilizzare gli animali, da quello che io so, si usano spesso interferenti endocrini. Sono molecole persistenti nell'ambiente, tossiche, che poi potrebbero andare a finire nell'ambiente. E questi costi per interferenti endocrini, che i PFAS sono solo una parte di interferenti endocrini, ci vorrebbero ore per parlare, allora causano un sacco di malattie, e però appunto la spesa sanitaria per questi interferenti endocrini arriva a circa l'1-2% del PIL europeo. Costi economici dell'inquinamento, valutato per esempio gli effetti sulla produzione di grano causata dall'esposizione ad ozono in 35 paesi europei nel 2019. Si parla appunto, per esempio, soprattutto in Francia, di oltre 350 milioni di euro causati di perdita dagli agricoltori a causa della riduzione di produzione di grano. L'Italia si va in questo modo sui 50-60 milioni di euro. E questo con buona pace del professor Draghi e del suo rapporto, vedete che se noi combattere l'inquinamento atmosferico, produrre le regole, fa bene anche al PIL, perché a partire dal 2005, anni di cui cominciano le leggi di difesa dell'ambiente, il PIL in Europa va sempre a aumentare, non diminuisce, perché si può combattere l'inquinamento, per esempio nel caso del PFAS, delle alternative sicure che già ci sono prive di PFAS, può creare nuovi posti di lavoro. E quindi chi fosse informato, soprattutto per gli studenti, può partecipare a questa campagna nazionale per la prevenzione della salute della plastica, che noi abbiamo organizzato come IST, ma abbiamo coinvolto tutta una serie di società scientifiche, mediche, endocrinologi, pediatri, medici di base, eccetera, dove abbiamo messo a disposizione dei materiali perché si possa difendere chi voglia, e stiamo per partire anche con un progetto, la cosiddetta spesa sballata, per favorire anche a Mestre sono i miei colleghi del Bravo, sapete, e quindi anche io devo rendere omaggio ai miei
Padri nobili, la più grande, la più grande, abbiamo citato Rachel Carson, che scrisse questo volume, Primavera Silenziosa, che è stato ristampato da poco da Feltrinelli, invito, gli aveva già previsto tutto, soprattutto per il DDT, non fu ascoltata. E fu chiamata zitella, e come faceva una zitella preoccuparsi dei figli, se non sapeva neanche come faceva. Ma lei aveva già Primavera Silenziosa perché aveva notato come stesse le primavere erano sempre prive del canto degli uccelli, che aveva notato come il DDT riduceva per esempio lo spessore delle uova degli uccelli, quindi rimanevano più fragili, non si sviluppavano gli uccellini che dovevano nascere, quindi morivano e non c'erano più. Un altro padre nobile è Ignazio Silone, che tra l'altro fu eletto proprio alla Costituente, che scrisse dei libri bellissimi, un po' soprattutto quello che succedeva ai contadini e ai cefoni dell'Abruzzo, e a cui io mi sono sempre ispirato, soprattutto per mettermi contro anche le istituzioni. Diceva: l'uomo che pensa con la propria testa e conserva il suo animo incorrotto e libero, l'uomo che lotta per ciò che egli ritiene giusto e libero. Per contro potremmo vivere anche nel paese più democratico della terra, ma se si è interiormente pigri, ottusi, servili, non si è liberi, malgrado l'assenza di ogni coercizione violenta, si è schiavi. Un altro maestro, e lo dico soprattutto, è Gramsci, che fra le frasi note diceva appunto: istruitevi perché abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza, agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo, organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. Infatti l'hanno mandato in galera. Mandato in galera anche Ignazio Silone, no? Silone è stato bastonato da destra e anche da sinistra. Gramsci è mandato in galera da Mosca. Anche Gramsci è mandato in galera da Mosca, dalla lettera sì. No, non è proprio così. Ignazio è molto peggio di Gramsci. Sì, lui fu sempre, ebbe un grande successo all'estero, poi soltanto negli anni 1900 dopo la guerra, quando fu eletto anche lui all'Assemblea Costituente, e poi riuscì in qualche modo a recuperare la fama. Per chi volesse informarsi, lo dico, questo è il libro che io ho curato, un testo assieme alla Vitalia Murge, che voi conoscete, di Mogliano, che si è molto battuta contro l'inceneritore. Qui è un esperto di incenerimento, un libro scritto assieme a tutta una serie di esperti, anche internazionali, il professor Grandjean, eccetera, libri i cui proventi, pochi purtroppo, sono stati utilizzati per sostenere i nostri studi, tra cui un altro che stiamo facendo nella zona rossa, studio della fertilità maschile, 1050 giovani tra i 18 e i 36 anni. Per farla breve, abbiamo notato come in questi giovani della zona rossa almeno il 30% ha delle alterazioni dello sperma, numero e qualità dei spermatozoi, che potrebbero compromettere la fertilità, quindi la capacità di avere figli qualora volessero in futuro. E questo potrebbe essere un contributo, una lotta all'inquinamento chimico, al FAS. E speriamo che questo studio possa dare delle informazioni. Ce l'hai, Franco, ce l'hai questo libro? No, ne do una copia poi, adesso mai ve lo lascio. E quindi potrebbe essere un contributo a combattere la denatalità, problema che sta molto a cuore ai nostri governanti, che però non hanno fatto granché. Noi cosa continuiamo a chiedere? Forse ho sforato. Noi non ci fermiamo. La Regione Veneto non ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare, e soprattutto non ha fatto uno studio epidemiologico serio, nonostante nel 2016 l'avesse deliberato per questione di schemi. Avrebbe dovuto metterci dovevano fare la pedemontana 220.000 euro. Mi fa orrore pensare che nel ricco nord-est non si trovino 200.000 euro per fare uno studio che sarebbe servito al processo che c'è stato, no? Sono sempre rifiutati di indagare i neonati, i bambini gravi del latte materno, indagare le altre zone a rischio. E perché bisogna continuare la mobilitazione, bisogna istruirsi, bisogna muovere, come diceva Gramsci e anche gli altri? Perché nonostante tutto questo che si sappia, vedete recentemente, di qualche giorno fa, del 6 marzo, questo regalino che ha fatto la Ursula von der Leyen, che si è rifiutata di incontrare per la terza volta i rappresentanti di varie associazioni europee,
rappresentanti che appunto anche italiani che volevano dirgli che probabilmente quello che aveva detto Draghi, che nel suo rapporto aveva proprio parlato un capitoletto sul PFAS, dicendo che questo avrebbe contribuito a distruggere l'economia europea, dimostrando che invece non c'è, c'è già sono le alternative. 90% delle applicazioni, se escludiamo il campo medicale, possiamo già, perché molti farmaci sono PFAS, se qualcuno di voi conosce qualcuno che ha avuto delle protesi vascolari arteriose, quelle sono rivestite di Teflon, lo stesso Teflon che viene usato per i pedelli antiaderenti, avrebbero dovuto dirgli che le alternative ci sono e questo si è rifiutato. Grazie per l'attenzione. Lei è stata brava e ha risparmiato 5 minuti. Siamo in pari. Pino? Io volevo fare un ringraziamento personale al dottore per Vincenzo, per il lavoro che abbiamo fatto, assieme quando appunto la Regione Veneto si rifiutava di fare gli studi e gli accertamenti. Mentre nell'ambito del servizio studi del Consiglio regionale abbiamo pubblicato il suo lavoro e da quel momento è arrivato all'ufficialità la questione è arrivata finalmente all'ufficialità e devo, oltre a questo ringraziamento voglio dire che il suo lavoro è ancora nella biblioteca del Consiglio regionale, no? È ancora disponibile online e per chi lo volesse è un approfondimento importante, io lo posso mandare a chiunque lo richieda. Manda il link a me? No, io non ti mando il documento. Ma quante pagine sono? No, te lo mando in digitale. Quindi il lavoro sì. L'allegato è pesante, insomma è una 6 pagine sono l'articolo scientifico. No, il lavoro che è stato pubblicato nel Consiglio regionale, il tuo lavoro quando è stato diffuso ai consiglieri regionali, da quel momento c'è stato un cambiamento nel confronto politico. Allora si parlava in quegli anni del 2013-2014. Allora fermiamoci qua. Devi dire qualcosa? Domanda, avanti. E poi credo che prima lui poi tu. Mi chiedo questo. Tu hai citato quello studio della Comunità Europea che è stato fatto a suo tempo. Mi sto chiedendo se a livello scientifico le università, se c'è un silenzio totale o se ci sono dei lavori di università, di istituti scientifici che anche loro hanno accertato queste problematiche. Mimmo, fate domande, non fate discorsi, domande. Questo di PAP naturalmente mi viene su qualcosa per bloccare i scarichi, sono arrivato a casa mia, che scava il canale del comune e naturalmente attendo in italiano un perché va in tutta Italia questo video. In italiano perché va in tutta Italia il video, non in veneziano. Ok, no, niente. Allora penso che questo dei PAP c'è stata una grande calamità, mica bloccai qui a scavare il canale comune. Però volevo accomunarli a questa grande disgrazia dei PAP, quello che purtroppo c'è stato il grande mortalità sull'amianto, e le due cose che all'umanità ha costato immensamente in vite umane. Ecco, solo che qua. Ok, l'amianto. Volevo solo dare l'indicazione che come comitato no inceneritore abbiamo studiato bene i sentieri, abbiamo visto che nel nostro comune la mortalità per cancro e malattie cardiache correlate con l'inquinamento è il 20% in più della media regionale. L'altra cosa, stamattina c'era una manifestazione a Malcontenta contro i problemi generali di Marghera e abbiamo chiesto di controllare, di fare le misure di fassa camino dell'inceneritore che esiste già e di quello che deve ripartire bloccando
quello che deve ripartire, perché non esiste una legge che obbliga a fare le misure a camino. Noi abbiamo misurato sul terreno con i prelievi nostri, abbiamo trovato i PFAS quasi allo stesso livello di quelli della zona rossa. E allora abbiamo chiesto di fare le misure a camino e chiediamo alla Regione perché ha proibito l'uso dell'inceneritore dell'ENI quando quello di Veritas brucia l'inceneritore, butta fuori PFAS, la stessa quantità di PFAS di quell'altro. Risposte. Allora, Anche tu Carlo? Sì. Falla subito. Allora, domanda sulle possibilità o tentativi di iniziative di opposizione giudiziaria presso la Corte dei Conti o tramite, come si chiamano, class action rispetto alle amministrazioni che sono quiescenti o riluttanti. Terza cosa, forse un accenno a quella che mi pare essere una delle più recenti novità di informazione, di apporto primario, di inquinamento primario diffusivo, che è l'additivaggio, l'addizione ai cementi per la loro presa veloce in tutte le opere pubbliche, compreso il Boba Cortina, insomma, forse. Ma anche tu sei un terrorista, insomma. E poi se non mi ricordo, allora, gli studi europei che ho fatto vedere sono stati fatti. Allora, lo studio per food era stato coordinato dal professor McLaren, che era dell'Università di Stoccolma, quindi lui coordinava vari centri europei, quindi per uno studio fatto i risultati furono mandati prima alla Solvay, cioè chiesto, avevano capito che era l'unica azienda, e la Solvay gli rispose no, non siamo noi. E poi mandò, cosa che è emersa anche dal processo che c'è stato a Vicenza, concluso a giugno dell'anno scorso con la condanna a oltre 140 anni di galera per 15 manager di vari paesi. Quindi quello è uno studio fatto dall'Università di Stoccolma, che coordinava vari ricercatori in Danimarca, Belgio, soprattutto i paesi del nord. E lo stesso lo studio per force. Alcune delle cose sono state fatte da agenzie governative, per esempio l'ISPRA, quello che mi ricordo. Poi la scoperta di questo fu dei PFAS in Veneto, avvenne appunto perché dopo la pubblicazione di questi studi europei il Ministero per l'Ambiente coinvolse il CNR, CNR di Brugherio, Stefano Poliseglio e Sara Valsecchi, che cominciarono a scandagliare per tutta Italia e trovarono appunto queste alte concentrazioni nel Po, e poi stranamente all'inizio per loro appunto nel tratto del Bacchiglione che veniva appunto dal fiume del Veneto, che non c'entra niente con la Solvay, perché il Bacchiglione non va nel Po, insomma, eccetera. Quindi questi sono studi europei. Poi in quello sulla scia, diciamo, del nostro studio che aprì la scia con tutta questa una serie di mobilitazioni anche popolari, grazie soprattutto poi anche a Matteo Morovici, che è il giornalista del TG3, che si è preso a cuore questo, e allora cominciò a intervistare prima me, poi gli altri. La Regione Veneto avviò tutta una serie di studi parziali, che non sono veri studi epidemiologici, ma diciamo una fotografia di quello che serve. Praticamente hanno deciso di mettere sotto osservazione circa 128.000 persone sulle 350.000 contaminate, escludendo, non si sa perché, gli ultra 65 anni, quelli sotto 14 anni. Io, essendo intervisto, sospetto che abbiamo dovuto escludere le fasce più sensibili ai danni di questo, hanno messo solo i più giovani, dove gli effetti ancora non si vedono. Quindi ha fatto tutta una serie di studi pubblicati fino all'inizio, li pubblicavano ogni 2 o 3 bollettini all'anno, adesso lo fanno ogni tanto, ma sono consultabili sui siti della regione dell'Aquila, e praticamente hanno visto che in questi giovani c'era un eccesso di quindi sono dati ufficiali della regione, studi finanziati dalla regione, un eccesso per esempio di colesterolo, si confermano alcuni dati della letteratura, tutte quelle malattie che vi ho detto, ad esclusione forse delle malattie della tiroide. L'unica associazione con malattie che non è stata confermata in questi studi è quella malattia della tiroide. Però per esempio si conferma il cancro ai testicoli, addirittura all'onivo
uno studio anche quello che è molto nel cassetto della Regione Veneto, mai pubblicato su una rivista ufficiale, l'hanno pubblicata quello che l'autore solo dopo che è andato in pensione, dimostrava come nel comune dell'Unico c'era un eccesso di mortalità per cancro al testicolo di circa l'80% rispetto ai comuni vicini, perché all'Unico appunto c'era la centrale dell'acqua, essendo più vicine bevevano acqua con le più alte concentrazioni di PFOA. E poi studi fatti all'Università di Padova, dal professor Facchini, quello sul bassissimo peso alla nascita, ma appunto era uno studio quindi a livello ufficiale. Altri studi fatti sempre all'Università di Padova, il professor Foresta, che hanno dimostrato, praticamente ci hanno permesso di capire meglio come funzionano queste molecole, soprattutto per quanto riguarda la fertilità maschile oppure le malattie cardiovascolari, perché appunto queste alterano la funzione delle piastrine, soprattutto che sono delle cellule del sangue che fanno coagulare, no? Normalmente quando noi ci feriamo si forma la crosticina, quelle sono fatte da piastrine e poi, però se lo stesso succede nelle nostre arterie, nelle nostre vene, si può creare questa facilità ai trombi. E poi tutta una serie di altri studi che sicuramente sono a livello ufficiale, sono pubblicati su riviste internazionali, quindi per quanto riguarda poi l'altra domanda, quella dell'amianto, cade a fagiolo, possiamo dire, perché molti considerano il PFAS come il nuovo amianto, tanto è vero che ha preso il posto in tante applicazioni, per esempio come negli isolanti, no? Delle nostre case, una volta si usava la lana, quelle di amianto, oppure adesso si usano il PFAS come isolanti. Tant'è vero appunto che praticamente ha le stesse proprietà, Eterno, in un caso si chiamava Eternit, no? L'applicazione più famosa sono indistruttibili anche l'altezza, eccetera, eccetera. Però a differenza dell'asbesto, l'amianto, per quanto ne sappiamo noi, finora almeno provoca praticamente un solo tipo di tumore, il mesotelioma pleurico, anche se anche lì ci sono tante studi che probabilmente fanno sospettare che sia causa anche, per esempio, di tumori dell'apparato intestinale, perché è presente nell'acqua e a lungo andare potrebbe provocare. Ma su questo diciamo non ci sono certezze. No, qua risposto, allora qua le domande che adesso iniziative giuridiche, iniziative di allora, il processo penale a Vicenza ha messo a oltre 140 anni di galera i richiesti, quindi poi ci saranno i vari. Quello è allora sono state riconosciute anche certe somme che arrivano, penso, a oltre 300-400 milioni di euro, e innanzitutto al Ministero per l'Ambiente, alla Regione Veneto, al gestore dell'acqua, per esempio i comuni che hanno avuto 15.000 euro riconosciute, la Regione 80 milioni di euro, mi pare altrettanto il Ministero, e poi tutta una serie di somme. Questo è un errore. Hanno riconosciuto i danni alla regione che li ha creati. La mia domanda è l'opposto, cioè tu sarà i costi generali che sarebbero risparmiabili se, ma non si parla. Il Tribunale finora ha riconosciuto, mi pare, poco più di 300 milioni da dare alle varie istituzioni come risarcimento per i danni ambientali subiti, come compensazione, insomma, no? Però poi è andato anche, come riconosciuto, dai 50 ai 100 mila euro per ogni associazione che si era costituita parte civile. Per esempio noi siamo stati parte civile, ci saranno riconosciute, se sarà confermato, circa 50 mila euro da adibire, non è che ce li dividiamo noi come ci vengono adibite per scopi dell'associazione. Adesso stanno partendo delle classi action civili, riconoscimento appunto di danni subiti. Adesso gli avvocati si stanno lanciando come gli avvoltoi, insomma,
diversi gruppi di studi legali di vario tipo, provenienti anche dall'estero, fondi di investimento che si propongono per finanziare tutte le spese in modo tale che il cittadino che vuole ricorrere non anticipa nulla e poi eventualmente si rifaranno col 30-40% di quello che ricevono. Quindi sono questi che stanno girando, si stanno raccogliendo le adesioni. Chi ritiene di essere danneggiato può partecipare, quindi probabilmente sarà. E queste class action probabilmente, secondo alcuni, vengono anche manovrate dalle multinazionali, cioè sono favorite da quelli che sono stati condannati, perché pare, io non sono un legale, non sono un avvocato, me ne intendo, però pare che se loro accettassero di risarcire, se raggiungesse anche con una sola cittadino un accordo per un compenso economico come risarcimento, allora questo potrebbe garantirgli una riduzione, uno sconto di pena anche non indifferenti, insomma. Quindi queste class action stanno partendo, ma è molto difficile perché la legislazione italiana non è come con quella americana. Come nazione esemplare solo il Canada, come nazione esemplare dal punto di vista delle leggi. Un riferimento, il Canada. Il Canada sì, è stato tra i primi a provare appunto a mettere dei limiti all'emissione dell'acqua potabile, eccetera, eccetera. Anche negli Stati Uniti finora, poi quando è arrivato il nuovo presidente, questo criminale, proprio non ha fatto altro che mettere a capo dell'EPA, per esempio Biden, uno degli ultimi atti che va a fare è quello di mettere dei limiti di legge sull'acqua che avevano imposto i limiti più bassi al mondo, addirittura 4 nanogrammi per litro per la somma di 2 PFAS, quelli più pericolosi, di PFOA e PFOS. È arrivato Trump. Il nanogrammo è la miliardesima parte del grammo, tanto per dire. Cioè voi prendete un chilo di zucchero di sale e prendete un grammo, lo dividete per 1 miliardo, per un grammo di zucchero, se lo date da bere per anni e anni, quel miliardesimo di grammo può provocare danni alla salute, e soprattutto con le gravi coscienze. Cosa ha fatto? La prima cosa, tra le prime cose che ha fatto è interrompere tutte queste leggi, non è più valida questo limite, e più ci ha messo a capo sia come direttore generale, anche direttori di vari reparti dell'agenzia, gente lui fidata, avvocati che avevano difeso le multinazionali dell'inquinamento, la DuPont, la 3M, eccetera, proprio con l'intento di bloccare qualsiasi legge che possa limitare la presenza di queste sostanze nelle acque.